Restituita a residenti e turisti la provinciale 227 per Portofino. 5.000 persone hanno partecipato questa mattina all'inaugurazione. 1.000 bambine presenti e un lungo corteo da Santa Margherita Ligure alla storica piazzetta. Sarà necessario un anno per il ripristino della sede circondariale della Capitaneria di Porto. Oltre alla ristrutturazione è necessaria la messa in sicurezza. Ieri la visita del comandante generale. Siglato a Genova l'accordo tra sindacati e ATP. Dal 1° luglio i lavoratori tornano a stipendio pieno. Le paghe erano state decurtate dal 2013. Inaugurata la nuova sede Unitalsi in corso Assarotti a Chiavari in occasione dei 90 anni della sottosezione. Il vescovo ha presieduto la messa in cattedrale con l'invito a guardare al futuro con fiducia. A Nezzuarego si è riunito il Consiglio dell'ambito pastorale di Santa Margherita Ligure, Portofino e San Michele di Pagana, un modo per proseguire il cammino che ha caratterizzato le settimane della visita del Vescovo. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi. È stata restituita a residenti e turisti la provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Grande festa questa mattina con il taglio del nastro e un corteo di 5.000 persone. Vediamo le immagini. La cerimonia odierna ha significato la fine dell'isolamento del borgo dopo la mareggiata di fine ottobre 2018. Protagonisti tra gli altri 1.000 bambini che hanno inaugurato la strada con le magliette distribuite ai giardini a mare. Al termine dell'inaugurazione il corteo ha proseguito sino a Portofino, dove oggi pomeriggio si è svolto un concerto in piazzetta alla presenza di nomi noti del panorama musicale italiano. Lo spettacolo è stato anticipato da un saluto del sindaco Matteo Viacava. Ne ascoltiamo un breve stralcio. Vi ringrazio tutti, abbiamo chiuso una pagina importante di questa storia, l'abbiamo messa alle spalle, Portofino, Santa Margherita Rapallo, ecco, ora da oggi in poi ci meritiamo un po' di pace, un po' di tranquillità. È stato un inverno molto duro, questi ragazzi qua mi hanno aiutato tantissimo e oggi mi avete regalato di nuovo grandissime emozioni, perché la vita è tutta un'emozione. Grazie, grazie, grazie a tutti e buon spettacolo, grazie. La 227 riapre dunque dopo 5 mesi dalla mareggiata. Gli interventi principali sono stati eseguiti su un tratto di 120 metri tra lo scoglio della Carega e Castello Bonomi. In un tratto il mare aveva scavato una voragine di 800 metri cubi di ampiezza. Nella ricostruzione dell'arteria sono stati utilizzati 5.000 tonnellate di massi, 1.200 metri cubi di calcestruzzo, 1.000 metri quadrati di rete metallica. La scelta di realizzare i riempimenti con grosse pietre e cemento, si legge in una nota della Regione, ha accelerato le operazioni e consentito un consolidamento che difenderà l'opera dall'erosione e dalla violenza delle mareggiate. All'inaugurazione di questa mattina abbiamo raccolto alcune voci che dimostrano la soddisfazione per questa riapertura. Sentiamo. C'era questo collegamento interrotto che isolava la baia di Paraggi e il borgo di Portofino, quindi una parte di Santa Margherita e Portofino. Dopo tanti mesi in regime emergenziale, con l'urgenza di ricostruire questa strada in tempo utile per l'estate, anche per salvaguardare il comparto turistico, ricettivo e imprenditoriale, il risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione e alla sinergia dei nostri comuni con Regione Liguria e con Città Metropolitana, quindi anche una festa della buona politica che sostituisce il conflitto con la sinergia, che punta a obiettivi comuni e che li raggiunge nei tempi debiti. Ce lo meritiamo, se lo merita il sindaco di Santa Margherita, se lo merita il sindaco di Portofino e se lo merita il Tigullio, ma soprattutto lo ritengo che sia un esempio di una buona politica, la politica con la P maiuscola, una politica che in 5 mesi ha dato dei risultati concreti, sembrava impossibile, dal 28 ad oggi sono trascorsi solamente 5 mesi e riavere una strada secondo me non è poco. Il messaggio che lancerei io è che non sia una cosa isolata questa festa, cioè la promozione del territorio va continuata a fare, andava fatto prima, questo è il mio piccolo appunto, subito dopo la mareggiata. Comunque adesso bisogna comunicare al mondo, non solo a Santa Margherita, che il Tigullio è pronto, riparte e continuare, partecipare alle fiere internazionali, tappezzare gli aeroporti europei di manifesti, insomma farci vedere nei cinema stranieri,
nelle televisioni straniere. Dopo tutta la distruzione che abbiamo visto, ma anche la forza, la capacità di reagire, e poi affidare la giornata di festa ai bambini è il messaggio di speranza più bello che ci possa essere. E poi è bellissimo il messaggio che siamo uniti, Rapallo, Santa Margherita e Portofino, perché credo che sia fondamentale far capire che se uno è in difficoltà, in questo caso poi per di più se è Portofino, il fatto che gli altri comuni si stringano a fianco è bello, quindi viviamoci questa giornata con le famiglie. E da oggi termina anche il servizio sanitario in emergenza, gestito in collaborazione con ASL, Croce Rossa, Pubbliche Assistenze, Prefettura, Comune e Guardia Costiera. Dal 30 ottobre ad oggi sono stati effettuati 51 interventi sanitari, comprensivi di interventi di soccorso e visite di guardia medica, e 50 medicazioni in assistenza domiciliare. La strada dunque riapre al traffico domani, 7 aprile, con un senso unico alternato regolato da semaforo per consentire il completamento dell'opera. E su questo sentiamo i tecnici di Città Metropolitana. Mesi di lavoro. Beh certo, mesi di lavoro, però soddisfazione essere arrivati in fondo con l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che ci avevano prefissato, e quindi siamo contenti, abbiamo fatto il nostro dovere. Siete riusciti a rispettare anche i tempi, che non è mai facile in queste cose. Beh, con l'aiuto di tutti, con la concentrazione, ripeto, abbiamo fatto il nostro mestiere. Tra l'altro proprio negli ultimi giorni, il penultimo giorno, c'è stata una buca improvvisa, anche quello avete avuto. Purtroppo sì, tutta questa strada è in vista mare, per cui questi problemi marini dobbiamo tenerne presente. Comunque siamo intervenuti velocissimamente, anche perché c'era in previsione un evento che non potevamo permetterci di avere cose. Ecco, come ci sarà un senso unico, come sarà ripristinata? Lo si vede già, abbiamo previsto un senso unico alternato con un passo pedonale, corsia dedicata ai pedoni, e andremo avanti fino a quando non abbiamo finito, perché dobbiamo ancora rifare il passo pedonale a valle, perché abbiamo inglobato anche l'area dello sbalzo che prevedeva, per cui prima finiremo a monte il muro, poi gireremo il traffico e verremo a lavorare a valle. Quando abbiamo finito la strada sarà ripristinata completamente. Ci sarà un semaforo? Fino a quell'epoca sì, fino a quando non abbiamo finito tutto, per forza dobbiamo mantenere il semaforo e il passo pedonale. Rimaniamo in tema. Dopo il taglio del nastro e la benedizione, il Vescovo ha formulato un saluto alla comunità. Sentiamo. Un saluto e una benedizione a questa giornata. Certo, la benedizione a quest'opera è stato un gesto doveroso nei confronti di queste comunità che sono state colpite e che hanno reagito. A queste comunità e a tutta la comunità, perché è stato un segno di lavoro unitario, di sostegno reciproco, che dovrebbe accompagnare sempre la vita delle nostre comunità. La tanta gente testimonia anche l'impegno che c'è stato. L'impegno e l'attenzione, per questo dicevo, è un segno del ritrovarsi a affrontare insieme queste difficoltà, e quindi si è visto come tutto questo favorisca il superarle anche rapidamente, oltre che con efficienza. Tra le strutture che cercano di ripartire dopo la mareggiata di fine ottobre dello scorso anno c'è certamente la sede della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. Letteralmente distrutta dalle onde, per i locali si sta predisponendo una progettazione definitiva prima di passare alla gara d'appalto dei lavori. Ieri c'è stata la visita del comandante generale. Sentiamo Cristina Oneto. L'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure riveste un ruolo strategico per la città e per l'intero Golfo. Il servizio, svolto a tutela del territorio e della corretta navigazione, è offerto ad un numero considerevole di diportisti, croceristi e appassionati del mare. Santa Margherita Ligure è l'ufficio che ha iscritte più barche, tra quelli che hanno iscritte più barche in tutta Italia. Oltre 6.000 unità da diporto sono iscritte in questi registri. È un ufficio quindi che è al servizio dei pescatori, ma anche di tutti coloro che d'estate vengono qui in questi luoghi a trascorrere il loro tempo libero.
La mareggiata del 29 ottobre scorso ha letteralmente distrutto la sede del Circomare San Margheritese, temporaneamente trasferito a Villa Durazzo. Superata la fase dell'emergenza, ora si sta lavorando alla ricostruzione e messa in sicurezza dello stabile. I lavori di ripristino dell'ufficio dovranno essere mirati non solo a ripristinare ciò che questa eccezionale mareggiata di qualche mese fa ha prodotto, ma anche a far sì che nel caso in cui accadesse qualcosa di estremamente importante come è accaduto mesi fa, ciò che è accaduto non avvenga più, cioè che non si distrugga questo ufficio, che peraltro è l'ufficio che deve dare sicurezza agli altri. A che punto è il progetto di ricostruzione della vostra sede? Sì, in questo momento il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Genova ha già terminato la realizzazione del progetto preliminare. Siamo nella fase in cui è in corso di stesura il progetto invece definitivo, che poi sarà quello che materialmente verrà messo a bando affinché possano poi partire i lavori. È prevista la durata di circa un anno, è un progetto molto importante per noi perché consentirà appunto di migliorare le condizioni di sicurezza della struttura, facendo sì che diventi, oltre che un presidio di sicurezza per gli stessi componenti della Guardia Costiera, anche un eventuale luogo di rifugio nel momento in cui si dovesse verificare un'emergenza, per far sì appunto che gli altri utenti si possano rifugiare all'interno dello stesso. Questa mattina ATP ha presentato il nuovo bus elettrico Iveco Daily, che oggi ha trasportato i bambini e che a breve dovrebbe essere introdotto proprio sulla linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Il mezzo, costruito a Genova, è, come dicevamo, elettrico, ha 19 posti, una capacità di 150 km e la possibilità di ricaricare in poche ore. E c'è una buona notizia che riguarda invece i lavoratori di ATP che da luglio torneranno a ricevere lo stipendio pieno. Sentiamo. Si conclude una vicenda iniziata quasi 6 anni fa. ATP ricomincerà ad erogare ai dipendenti la quota di stipendio decurtata nel 2013 per far fronte all'imminente fallimento. È questo in sintesi il contenuto dell'accordo sindacale sottoscritto ieri a Genova, un documento che mette nero su bianco la conclusione della procedura che aveva portato i lavoratori a sostenere a proprie spese la situazione di crisi finanziaria in cui versava l'azienda. La vicenda è nota. Nel 2013, ad un passo dal fallimento, ATP siglò un concordato che prevedeva, fra le altre cose, il taglio di una fetta dello stipendio dei lavoratori. La fetta mancante dell'integrativo decurtato allora è stata poi reintegrata, ma solo in parte. Ieri invece la restituzione della quota mancante. Al vertice hanno preso parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il sindaco della città metropolitana Marco Bucci, il consigliere incaricato Claudio Garbarino, l'assessore del comune di Genova Stefano Balleari, l'amministratore unico di AMT Marco Beltrami e di ATP Esercizio Enzo Sivori. Lo stipendio dei lavoratori verrà reintegrato anche grazie al contributo degli enti pubblici. Da parte di ATP oggi c'è la volontà di proseguire in un percorso di rafforzamento dei servizi offerti al territorio perché, si legge in una nota, migliorare la gestione significa migliorare la redditività. Analogo auspicio per le organizzazioni sindacali. L'accordo è stato sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, FAISA, CISAL, UGL e USB. L'azienda ora, per i sindacati, dovrà rafforzare il capitale concretizzando l'obiettivo dell'unificazione delle due aziende di trasporto pubblico locale che operano nell'area metropolitana di Genova e garantendo così un servizio di qualità ai cittadini. Cronaca, un 43enne di Santo Stefano d'Aveto, residente nella frazione di Montegrosso, è stato denunciato dai carabinieri per furto, danneggiamento e minaccia. La vicenda risale a qualche tempo fa. L'uomo era il proprietario di uno stabile che è stato sottoposto a pignoramento da parte del Tribunale di Genova e in seguito venduto all'asta. Il giudice aveva delegato un professionista per la vendita dell'immobile. I possibili acquirenti a loro volta avevano nominato una persona per l'acquisto dello stabile. Ma l'uomo evidentemente non si è rassegnato perché in questi ultimi mesi ha minacciato tanto il venditore quanto l'acquirente e in seguito ha portato via da quella che era la sua casa le persiane, le porte finestre, i termosifoni e i sanitari. Tutto il materiale, per un valore complessivo di 4.000 euro, è stato trovato dai carabinieri e sequestrato. A questo punto è scattata la querela e in seguito, come dicevamo, la denuncia.
E siamo all'informazione religiosa del territorio. In occasione del 90° anniversario dalla fondazione della sottosezione di Chiavari, l'Unitalsi ha inaugurato oggi la nuova sede di Corso Assarotti nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Il Vescovo ha impartito la benedizione. L'Unitalsi dunque si fa prossima alla gente, in quanto l'ufficio è a bordo strada e a disposizione di chiunque. Il locale sarà aperto il martedì e il sabato dalle 9:30 alle 11:30. L'obiettivo è di intensificare le aperture con l'approssimarsi dei principali pellegrinaggi. Dopo l'inaugurazione si è svolta la messa in cattedrale. Nell'omelia Monsignor Tanasini ha invitato i volontari a ringraziare per questi 90 anni ricchi dell'intervento di Dio e della collaborazione degli uomini e ha esortato a guardare con fiducia al futuro. Ne ascoltiamo un passaggio. Guardare indietro per rallegrarci e ringraziare, ma soprattutto guardare avanti per continuare in quest'opera così bella, così ricca, a servizio soprattutto dei malati. In onore della Vergine Maria, per portare a lei le persone sofferenti nell'anima e nel corpo, per aiutarle a incontrare lei, colei che immacolata si prende cura di noi e si dedica alla nostra guarigione. Dobbiamo quindi continuare con fiducia e speranza, non lasciando cadere le braccia, come dice la Sacra Scrittura, ma riprendendo slancio e desiderio di ravvivare il carisma che ci è stato dato. Battute conclusive per la visita pastorale del Vescovo alle comunità di San Michele di Pagana, Santa Margherita Ligure e Portofino. Domani mattina alle 10:30 la messa per tutte le parrocchie sarà celebrata alle 10:30 nella Basilica di Santa Margherita. Dunque nelle 7 comunità dell'ambito domani mattina non sarà celebrata alcuna messa, eccezione fatta per la celebrazione delle 8 a San Siro. Ma facciamo un passo indietro, perché nel contesto della visita pastorale ieri sera nella chiesa di Nozzarego si è riunito per la prima volta il Consiglio d'Ambito. È stata l'occasione per chiedere al Vescovo di dare una connotazione a questo nuovo organismo chiamato a favorire un cammino comunitario di crescita. Sentiamo. Il cammino intrapreso nel tempo della visita pastorale per Santa Margherita Ligure, Portofino, San Michele di Pagana trova una sorta di prosecuzione nel Consiglio d'Ambito, insediato ufficialmente nel corso di un incontro ospitato nella parrocchia di Nozzarego. Abbiamo pensato di ogni parroco di così invitare 1 o 2 persone della propria parrocchia. Siamo 7 le parrocchie in questo ambito, quindi non più di 14 laici, insieme con i 5 parroci che siamo. Al Vescovo è stato chiesto di dare una connotazione a questo gruppo di lavoro che non si sostituisce ai consigli pastorali delle singole comunità, ma suggella un percorso di condivisione delle realtà e dei bisogni. Certamente è un arricchimento, anche perché cioè, la realtà sociale è sempre più complessa e praticamente riuscire a confrontarci, noi che siamo una piccola realtà, con quello che è il centro, se vogliamo dire, è per noi, ripeto, motivo di arricchimento. Grazie a Don Gianni Emanuele, il catechismo delle elementari, perché abbiamo ancora una scuola a San Lorenzo dell'infanzia e delle primaria, dove alcuni ragazzi vengono in parrocchia a fare catechismo e do una mano come catechista. L'incontro con Monsignor Tanasini è giunto a conclusione di 2 settimane di visita pastorale, dove già le 7 comunità parrocchiali hanno lavorato insieme. Il cammino della visita pastorale è stato un cammino che abbiamo vissuto insieme come ambito, dove al centro c'era sempre la dimensione del noi, che abbiamo camminato insieme alle altre comunità parrocchiali. Questa sera l'incontro con l'ambito per dire che dopo la visita c'è un cammino ordinario, quotidiano, che è il camminare insieme anche con le comunità più piccole per innanzitutto riflettere, pensare e sognare insieme la nostra comunità cristiana.
La trasmissione in diretta della Santa Messa domenicale raggiunge la Val d'Aveto. Nella quinta domenica di Quaresima le nostre telecamere saranno nel santuario di Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano d'Aveto. La comunità parrocchiale, benché appartenente alla diocesi di Piacenza Bobbio, è molto legata al territorio del Tigullio e per vicinanza quindi alla nostra diocesi. Telepace ha accolto l'invito per entrare a contatto con questa comunità, con le sue tradizioni e le sue peculiarità. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della televisione. Dunque avete visto anche l'immagine, domani domenica 7 aprile, messa in diretta alle 11 dal santuario di Nostra Signora di Guadalupe su Telepace 1 al canale 15 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. Siamo agli appuntamenti. Domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Bernardo a Santa Margherita Ligure, con il primo evento concerto, inizieranno le celebrazioni dei 50 anni del coro Voci d'Alpe, nato nella sede degli Alpini di Santa Margherita Ligure nel 1969. Nell'occasione si esibiranno da soli ed eccezionalmente canteranno insieme al coro Voci d'Alpe il piccolo coro San Girolamo Emiliani di Rapallo, diretto da Andrea Maucci, e il coro Compagnia Piccolo Sistina, costituito da un gruppo di amici giovani cantori di Castelnuovo dei Monti e dell'Appennino Reggiano, guidato da Chiara Baroni. E ora tutti gli altri appuntamenti per domani, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per domenica 7 aprile, ultimo giorno del Gran Premio Internazionale di Canto Corale. Dalle 8:30 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante, Ana Erculi terrà un workshop sul tema È tempo di cantare. Alle 17 la cerimonia di premiazione del concorso. Dalle 8:20 alle 12 sarà possibile effettuare un'escursione naturalistica sul fiume Entella per osservare e fotografare le nuove specie di uccelli migrate dall'Africa. L'iniziativa è promossa dalla Lipu, il ritrovo è dall'area Cani Lato Lavagna. Raduno del gruppo Alpini di Carasco, alle 8:30 la colazione, alle 9:30 l'alzabandiera, alle 10:45 la messa in piazzetta preceduta da una sfilata per le vie cittadine, alle 12:30 il pranzo alpino e alle 15 la fanfara della Versilia. Ultimo giorno per visitare la mostra fotografica Marco Corvisiero di Street Photography. L'esposizione è allestita a Villa San Giacomo di Santa Margherita Ligure dalle 10 alle 18. Alle 11 si terrà la premiazione del concorso. In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, in piazza Caricamento a Genova, dalle 10:45 alle 19, giornata all'insegna della musica e della danza. La parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ria, Chiavari, organizza il pranzo insieme di Pasqua, che prenderà il via alle 12:30 nei locali sotto la chiesa, il tutto a cura del comitato Festa in Piazza. A partire dalle 15 il parco Nelson Mandela di Sestri Levante ospita la festa di primavera, con giochi per tutte le età, musica e merenda. Se una macchina del tempo ci mostrasse viaggiatori viandanti è il titolo del laboratorio per bambini curato dall'archeologo Emanuele Alessio, dalle 15 a Palazzo Fasce di Sestri Levante. Nel Teatro di Cicagna alle 16, ultimo appuntamento della stagione di teatro in genovese con la compagnia SAD che porterà in scena la commedia Quello scarmo de me fre. Alle 16:30 al santuario di Montallegro, Vespro d'organo e a seguire Santa Messa. Ad esibirsi l'organista Guido Ferrari. Sarà un momento di ascolto, preghiera e contemplazione. Alle 17, nei locali dell'Associazione Spazio Aperto di Santa Margherita Ligure, il comitato Soci Coop organizza l'incontro Libera il viaggio, alla scoperta delle terre confiscate alle mafie in Sicilia. E infine, al Teatro delle Clarisse di Rapallo, alle 17, concerto di pianoforte, violino e violoncello con il trio Pierre Louis. Prima di concludere alcuni risultati sportivi andiamo sul sito della FIN, la Federazione Italiana di Nuoto. Come vedete dai risultati, per quanto riguarda la A1 femminile, il Rapallo Pallanuoto ha perso 11-5 nella trasferta contro l'Equipe Orizzonte. Mentre invece nel girone A2 maschile, nel girone nord, il Lavagna 90 ha vinto 10-7 in casa del Brescia. Questi i risultati per quanto riguarda la pallanuoto.
Ed è andato in scena oggi a Chiavari il 12° trofeo Lions Club Chiavari Castello di vela organizzato dallo Yacht Club. 25 le imbarcazioni al via per le regate in classe ORC, crociera e J80 in un'unica prova con percorso a triangolo nel Golfo del Tigullio. Il trofeo è stato assegnato a capitani coraggiosi di Federico Felcini e Guido Santoro dello Yacht Club Chiavari, arrivato primo in tempo reale e vincitore overall della classe ORC. I fondi raccolti grazie all'iniziativa quest'anno andranno a sostegno del reparto di neurologia dell'ospedale di Lavagna. E concludiamo con il calcio. Intanto ricordiamo che questa sera si gioca, per quanto riguarda la Serie C, Virtus Entella Albisola. Invece per la Serie D Girone A c'è stato l'anticipo, vedete il risultato per quanto riguarda il Sestri Levante, che purtroppo ha perso 3-1 in casa dell'Arconatese. Si conclude qui il nostro telegiornale, ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti, arrivederci.